Il giocattolo lo hanno definitivamente distrutto. Agrigento si conferma così una città a perdere anche nello sport. Alla città è stata tolta una valvola di sfogo. Come non pensare in questo momento alla grande sceneggiata, una delle tante, quella di Emanuele Canzonieri, che aveva parlato di un progetto fallito prima di nascere. Anche lui forse sapeva che ad Agrigento ci si può permettere di tutto, anche di prendere in giro così facilmente la popolazione. Dell'apparizione in città di questo imprenditore rimangono le foto nella stanza del sindaco Franco Miccichè, il quale è stato frettoloso concedendosi ai fotografi con uno sconosciuto che si è scoperto da lì a poco, creando un altro brutto precedente nella storia dell'Acragas. Una sceneggiata come tante nella triste vicenda che riguarda l'Acragas degli ultimi tempi. E come non ricordare in questo momento di grande delusione un presidente costretto ad andare via, ovvero Marcello Giavarini, che qualcuno anche recentemente ha cercato di rendere ridicolo con delle affermazioni che alla luce degli avvenimenti si commentano da sole. Giavarini invece aveva portato all'Esseneto il calcio che conta, da grande signore, un uomo che è giusto elogiare nel momento più buio per la squadra. Il comunicato che sancisce la rinuncia alla Serie D costituisce sicuramente una mazzata per i tifosi. E a proposito di tifosi, bisogna riconoscere che quelli biancoazzurri sono persone per bene, giovani che non sono mai andati oltre agli slogan, perché Agrigento è fatta così ed è abituata a soffrire in silenzio. Ma non si può non tenere conto dell'amarezza, magari sentiremo urlare all'indirizzo, possiamo immaginare di chi, per il torto subito, malgrado l'attaccamento ai colori dimostrato da sempre. Intanto qualcuno abbia la sensibilità di chiedere scusa ai tifosi e alla città.